Ma ciao a tutti amici da Napulillo 87. Ragazzi, ho appena letto, vabbè, i commenti non è che l'ho letti tutti perché ho migliaia di commenti sotto la partita di Juventus-Napoli persa per 3-0 a tavolino. Ieri sera ho fatto il video, ho pubblicato il video, però ero così incazzato nero che a caldo ho espresso cose che magari non volevo dire, cioè in un certo senso diciamo mi sono arrabbiato, rivolto contro i Juventini e la Juventus che in questo caso non c'entrano niente, nonostante la partita fosse Juventus-Napoli da giocare, ma la Juventus in questo caso non c'entra nulla perché la Juventus ha fatto quello che doveva fare da protocollo della FIGC, da regolamento, doveva scendere in campo e giocare la partita. In questo caso io mi dovevo arrabbiare solo con il fatto del protocollo della FIGC, del regolamento FIGC, ma la Juventus non c'entra nulla e per questo mi sono lasciato andare dallo sfogo, dalla rabbia del risultato, perché sapendo che il Napoli aveva perso 3-0 a tavolino ufficialmente, dato dalla Lega ieri sera, il comunicato dal giudice sportivo, mi ha fatto rabbia e lì per lì mi sono incavolato nero, ragazzi. Io chiedo scusa ai tanti juventini che si sono sentiti presi in giro oppure hanno visto il mio comportamento diverso dal solito, no? Niente ragazzi, alla fine io sono incavolato sempre perché per me il Napoli ha ragione sul fatto della... Non cambio praticamente quello che pensavo, diciamo rispetto alla vittoria, cioè che il Napoli possa fare ricorso e il Napoli lo possa vincere per poi fare la partita con la Juventus. Questo non cambio assolutamente idea, però sull'altro lato sì, sulla Juventus sì, sui tifosi della Juventus sì, perché loro non c'entrano niente, hanno fatto quello che dovevano fare, capito? In questo caso con la FIGC ce l'ho, cioè il protocollo secondo me è una chiavica, questo protocollo, cioè prima di tutto deve venire l'ASL che è per la salute, ragazzi, la salute viene prima del calcio giocato, onestamente, se permettete, per me è così, poi per voi non lo so. E per riguardo ai Juventini vi chiedo ancora scusa al mio amico Luca Passa l'acqua, lo sai Luca, passami un po' di acqua. Questa battuta già te l'ho fatta, però te la ridico un'altra volta. Non ho avuto nemmeno tempo di commentare tutti i commenti sotto il video, perché comunque ho un lavoro, ho da lavorare. Però c'è stato anche qualche commento offensivo verso di me. Io non ho offeso nessuno. Cioè, ho detto cose brutte sulla Juventus, ovviamente, come ripeto, preso dalla rabbia, però cose che non penso, cioè che non pensavo ieri sera, capito? Di dirle. L'ho detto proprio a caldo, cioè dal nervoso, mi sono fatto prendere, perché non accetto la sconfitta del Napoli così, non accetto una sconfitta per 3-0 a tavolino, tantomeno un punto di penalizzazione. Mi brucia, sì, mi brucia perché il Napoli, se avesse giocato quella partita, io penso che almeno un punto l'avrebbe portata a casa, quasi sicuramente. Poi il campo avrebbe parlato, questo non è mai certo. Però sono certo io che il Napoli avesse fatto una grande partita lì a Torino, nonostante due giocatori che non aveva in campo, anzi tre con Insigne infortunato, Elmas, Zelinski e Insigne. E niente, ragazzi, riguardo a quelli lì, i commenti sotto, cosa devo dire ai Juventini? Mi scuso con quelli lì che hanno risposto per bene, mentre quegli altri che magari mi hanno offeso, non accetto quello che hanno detto e quello che magari mi hanno detto se li ritornerà indietro, perché quelle che mi dicono, se mi dicono parolacce del genere offensive, cioè mi offendono, alla fine ci sei tu quello che mi dici, cioè, capì? Cioè, quelle cose là no. Per quelli che mi parlano per bene, ragazzi, poi è vero, anche voi vi siete fatti prendere dalla rabbia, ovviamente, sentendo me che parlo così male della Juventus, ovviamente avete preso la vostra parte difendendo i vostri colori e ci sta, vi capisco. Per questo vi ho chiesto scusa. Niente, ragazzi, ero preso così dalla rabbia.
Io spero che il Napoli, comunque penso che il Napoli possa vincere questo ricorso, sempre con il protocollo ASL, che presenterà la FIGC, magari a quel punto il Napoli vincerà questo ricorso e si farà la partita Juventus-Napoli, perché ragazzi io Juventus-Napoli è una partita che la sento tantissimo, è la partita che sento più di tutte. E questa partita qui, vincerla per Napoli sarebbe stato un qualcosa di grande, perché il Napoli vincere uno scontro diretto così subito e portarsi a più 4 dalla Juventus subito. Sappiamo che poi la Juventus è già risuccesso, ci ha ripreso tipo 10 punti quando eravamo primi, però io questo Napoli lo vedo forte. Ha preso anche fisicità con Bakayoko, lo stesso Osimhen in avanti, poi abbiamo Koulibaly, abbiamo 3 pilastri alti, uno per difesa, uno centrocampista e uno in attacco, oltre ai giocatori di movimento. E io questo Napoli lo vedo molto forte, e se vinceva questa partita, andare via già dopo 3 giornate alla Juventus per 4 punti era molto importante. Per questo non riesco a buttare giù la sconfitta a tavolino. C'è sempre la speranza al ricorso e io ci credo, ragazzi, finché è ufficiale che abbiamo perso a tavolino, però finché c'è un ricorso, io credo che il Napoli ce la possa fare. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, amici, venite sotto il video di Napoliello87 e se volete iscrivetevi al canale. E con questo abbraccio Luca Passalacqua, il mio amico, è sempre benvenuto nel mio canale, nonostante i colori e nonostante io odio la Juventus, ve lo dico ancora, calcisticamente, però quando c'è da fare, dargli i meriti e applaudirla, io ci sono sempre, ragazzi, perché il calcio giocato non cambia colori di squadre, cioè se una squadra gioca bene, come è l'Atalanta, come è la Juventus, come altre squadre, io sono sempre qui ad applaudire se gioca bene. Poi se fa qualcosa che non va, c'è sempre lo sfottò, soprattutto per la Juventus, essendo un anti-juventino. Però quando c'è da fare i complimenti li faccio sempre. E niente, buona serata a tutti amici. Da Napolil 87 e come sempre, voglio forza Napalese.